Buonasera, ben chiatas per l'appuntamento quotidiano con Gnovis. All'arrivati in semifinale col record italiano il buies Jonathan Milan, impegnate all'Olimpiadi di Tokyo con la nazionale di inseguimento a squadris su piste. Miarcus al battaglierà quintri la Nuova Zelanda per arrivare in finale. Semifinale anche per Francesca Genzo, canoista triestine, che sui 200 metri si è arrivata seconde in batterie. Si ben o crudi che il vaccino al sedi l'unico strumento utile per battere il Covid-19 o sui contrari a esso obbligatorietà. Istituzioni e comunità scientifiche hanno di accompagnare i cittadini spiers queste scelte, promuovendo la giusta informazione. Lo ha declarato il presidente del Friuli Vignesi Giulie, Massimiliano Fedriga, via per trasmissione l'aria che tira su la 7. Vue in Friuli Vignesi e Giulie su 1565 test effettuati sono stati chattati 22 nuovi positivi al Covid. Il 57% nuovi positivi sono persone con mancul di 29 anni. Non sono stati registrati morti. 3 persone sono state ricoverate in terapie intensive, in cure e in altri reparti sono invece 19 persone. 3 dai 5 indagati per inchieste sul mangiates mensis de scuelis di Udin sono cumò di nuovo in libertà. Il Tribunale da riesame l'ha mettuto in libertà il fondatore delle aziende Pasquale Esposito, il direttore di aree Chetti Bandiera e il responsabile commerciale per il nord-est Rocco Ruggero. Corot dal mondo del giornalismo, queste buonore alle muarte tesso chiase di Udin Sergio Gervasutti, al veve 83 anni. È stato direttore del Messaggero Veneto dal 1992 al 2000, savoltan la impostazione dal giornale. Gervasutti al fu direttore anche dal settimanale Il Friuli, che l'ha guidato dal 2001 al 2003. Ai 5 e 6 di agosto Trieste l'ospiterà il G20 dedicato a innovazione e trasformazione digitale, un'occasione importante per tutto il territorio, con più di 30 ministri, 3 che italiani, che arriveranno da tutto il mondo. A dai la scelta saranno Giancarlo Giorgetti per il sviluppo economico, Vittorio Colao per innovazioni tecnologiche e la transizione digitale e Maria Cristina Messa per università e ricerche. Civibank ha inviato la prima fase dall'aumento di capital sociale di 50 milioni di euro con l'obiettivo di tirare nuovi capitali e nuovi investitori. La prima fase dall'aumento si sierrà ai 14 di settembre e sarà avviata ai soci de banche. Scoltin il direttore finanziario di Civibank, Fabrizio Zampa. È un'operazione, un lavoro importante per le nostre banche, ma di riflesso anche per l'economia della regione, perché con quei 50 milioni che abbiamo obiettivi di chiappare su, tra l'altro anche a condizioni che sono veramente favorevoli per i sottoscrittori, ho smichien di creare le opportunità di sostenere le nostre regioni, le famiglie, le imprese, le associazioni di tutto il Friuli e di tutto il territorio, insomma, lì che le nostre filiali lavorano. Quindi è un'occasione storica per le nostre banche e contiamo sul supporto della regione di tutte le popolazioni della regione per ottenere questo risultato. Un lavoro importante, torno a dire. Sono 122 news technics superiors dal MIZ di Udin che a lui hanno fatto l'esame di Stato. Il 20% l'ha ottenuto votazioni di eccellenza. 19 corsisti hanno ottenuto la votazione di 100 su 100 e altri scutuardis e avuto anche la lode. Un'evore di news diplomati e hanno bielza firmato un contratto di assunzione. Nuove visite dal sindaco e dal vice sindaco di Udine ai spazi de ex caserma Osop
pote suaze in operazioni di riqualificazione urbane. Si invierà la costruzione di un new mobile che alvarà poi di 70 soluzioni abitative in social housing. Scoltin il sindic Pietri Fontanini. Sì, stiamo lavorando nel caserme Osof, dopo aver sdrumato tante strutture, come ossia nelle fasi di costruzione. Abbiamo già cominciato con edifici a spese dal comune proprio per realizzazione, che dopo verrà passato in concessione a Confartigianato e artesani del Friuli per realizzare dentro dei laboratori e delle abitazioni. E dopo gli uffici hanno appena consegnato questo terreno, là che si vengono realizzati appartamenti a un affitto, un lavoro basso, per dare possibilità alle giovani coppie di poter comprarsi un appartamento che tex caserme Osof di Udin. Alle dut parusgnot si viodin domani, arriviodisi e mandi.